sabato dalle 12, importante appuntamento in centro a Udine per difendere la propria identità, ma soprattutto per rilanciare il referendum per la creazione di 2 province autonome al posto dell'attuale regione. Ecco, ringrazio per l'ospitalità e per il passaggio, perché ci permette di dire che non siamo più a giocare in difesa, ma stiamo giocando d'attacco. Quindi quello che noi portiamo avanti è una proposta alternativa al sistema attuale della regione. Friuli e Trieste, l'abbiamo detto più volte, ma non solo quello. Vogliamo copiare non nelle cose negative Trento e Bolzano, come il benefit che stanno dando ai consiglieri, ma nelle cose positive, dove la disoccupazione è alla metà rispetto al Friuli, dove il PIL è doppio rispetto al Friuli come crescita. Questi sono i traguardi che noi dobbiamo raggiungere per garantirci una storia, nel vero senso della parola. E pensare che loro trattengono il 90%, perché Esatto. il 10% dei tributi finiscono a Roma, mentre in altre regioni, non per essere l'obiettivo cattivi, è quello lì, ma sempre sotto il Volturno, da caso, sotto la linea Gustav, come qualcuno ogni tanto mi fa sottolineare, beccano anche il 100%, ma vanno sempre in default e lo Esatto. Stato è costretto, come si dice, a aprire i rubinetti per dare una mano. No? Io voglio ringraziare il sindaco Anzi che ha innescato un gioco incredibile in modo positivo. Ci fa unire tutti. I vari movimenti autonomisti, indipendentisti hanno cominciato a dialogare in maniera concreta, con delle proposte concrete, non guardandoci di soppiatto, avendo sempre il dubbio che l'altro ti freghi. Sono quelle cose di vecchia politica che fanno male a uno che ci tiene alla propria Diciamo popolazione. che questa è la prova del 9 per l'autonomismo in generale del Friuli. Esatto, esatto. Se poi andiamo a pensare, cose di questi giorni, insomma, che tutti i giovani se ne stanno andando, che i vecchi, avete visto in qualche trasmissione TV ultimamente, sono costretti ad andare in Ungheria, nelle Canarie, ma non perché vogliono andare nelle Canarie, perché dopo 2 mesi piangono per tornare indietro se mai possono. E quindi sono costretti ad andare via. Cosa significa? Che al nostro popolo, ai nostri cittadini, al Friuli, stiamo tagliando le radici, che sono la saggezza degli anziani, e le gemme che dovrebbero crescere, che sono i nostri giovani. Quindi senza ragazzi, le radici non arriva la linfa, l'albero cade e si butta via tutto. stiamo morendo come società. Senta, quindi l'appuntamento venite tutti, perché non si tratta solo di bandiera e Piazza Leonello. Piazza Leonello, esatto, portate anche una bandiera. Non si tratta di folclorismo, ma si tratta di difendere la nostra identità, la nostra cultura e la nostra economia, che ci permetterà di sopravvivere come società civile. Grazie a Claudio Grazie a Boaro per il suo intervento, grazie a voi gentili amiche e amici alla visione e all'ascolto. Restate con noi perché dopo il suggerimento dei nostri amici silenziati